Come la tradizione sarà un Natale in famiglia per gli agrigentini. Nonostante le difficoltà di un anno difficile, si cercherà come sempre di rispettare i canonici rituali della vigilia. In via Atenea c'è chi dà la caccia all'ultimo regalo, piccoli pensieri per familiari e per gli amici più cari. Nel pomeriggio poi inizieranno i preparativi in vista del cenone di Natale, forse un po' più povero degli altri anni, ma senza dubbio rispettoso delle tradizioni. Tradizioni quasi immutate per i più, mentre per altri sarà semplicemente un giorno come un altro, forse più difficile di altri. In un Agrigento baciata dal sole di una tipica giornata dal clima primaverile, ci si prepara a festeggiare la più sentita delle festività comandate. Sentiamo allora come gli agrigentini trascorreranno la sera della vigilia. Come trascorrerete questa vigilia di Natale? In famiglia, come tutti i bravi italiani in questo periodo. Quindi solito cenone e poi regali. Sì, solito cenone e regali, quello che naturalmente ovviamente possiamo fare, visto e considerata il periodo particolarmente di crisi che abbiamo. Comunque ci sappiamo accontentare, un po' di serenità, un po' di allegria e affrontiamo questo 2013 sperando che, non dico sia migliore, ma non peggiore del 12. In famiglia, più che altro in famiglia anche per la crisi comunque. Non si possono più fare vacanze né niente, la passeremo in famiglia. Quindi rispettate le tradizioni, comunque anche con la crisi le tradizioni si rispettano. Sì, sicuramente la crisi sta aiutando a rispettare le vecchie tradizioni e passare le feste in famiglia, sì, questo è sicuro. Anche come regali più tradizionali, questo è sicuro, sì. Senza né regali, i poverini che soffrono e piangono che non possono comprare una bombola per cucinare e ha 4 giorni che sono senza mangiare, senza acqua calda, ha capito? Vero. E io mi vado a comprare il panettone, io non mangio né panettone né niente, non vado da nessuna parte. Perché non glielo dico a Monti. Come trascorrerete questa vigilia di Natale? A casa. In famiglia quindi? Sì. Cambieranno le vostre tradizioni? Cosa farete? Sempre le solite cose, mangiamo insieme in famiglia. Io sono solo e quindi questa vigilia non posso dire niente. Stasera vado a cena da mia figlia e basta, le feste le passo con mia figlia. Come passare questa vigilia di Natale? Che c'è una vigilia di Natale che cosa sa che dopo non mangiare? Cosa farete stasera? Mangiamo, chi lo cazzo, chi lo congegne niente.